Eccoci tornati in studio, ultima parte di TV7 Match dedicata un pochino a quella che è stata la settimana politica e anche di cronaca, caratterizzata da una, come dire, nuovamente una, chiamiamola crisi relativa ai migranti, ma parleremo anche di altre cose. Intanto saluto subito gli ospiti che sono in studio. Buonasera ad Anna Maria Zanetti, buonasera. Di Più Europa, buonasera a Nereo Tiso del Partito Democratico, buonasera. Tiso, grazie anche a lei di essere qua. Fabio Maggio, buonasera. Forza Italia, Alain Luciani della Lega, buonasera. Buonasera. Allora, dicevo un po' la cronaca di questi giorni. In primo piano sicuramente la questione dei migranti, la Sea-Watch, questa nave che ha stazionato e che ha atteso giorni e giorni prima di poter sbarcare, per così dire, il carico di migranti. Allora, questa, diciamo, la cronaca, ma poi c'è stata anche una questione legata al ministro dell'Interno Salvini, perché si è, come dire, ipotizzato, insomma c'è una commissione che dovrà decidere se debba essere processato per il caso della nave Diciotti. Allora sentiamo subito il ministro cosa dice di quest'ultima vicenda, l'ho fatto in un'intervista televisiva, sentiamolo. Guardi, io innanzitutto sono contento perché anche in questo caso problema risolto, missione compiuta, la linea del rigore ha svegliato l'Europa. Se li avessimo fatti sbarcare subito, come dicevano le anime belle, i Saviano, i Fazio, nessuno avrebbe mosso un dito. Abbiamo aspettato, 8 paesi europei si faranno carico di questi immigrati, tutto da verificare, presunti minorenni, non c'erano donne, non c'erano bambini. Si dichiarano quasi tutti 17enni, poi verificheremo se sono 17enni, però io vengo di qua e sono nato il giorno tra l'altro, poi in parecchi casi si scopre che non vengono da là e hanno ben più anni rispetto ai dimostrati. Detto questo, io faccio il ministro da 8 mesi, gli sbarchi si sono ridotti da centinaia di migliaia ad alcune migliaia, nel gennaio 2018, anno scorso, gli sbarchi erano stati 3.500, quest'anno siamo a 150. Quindi vuol dire problemi in meno, morti in meno, problemi sociali in meno, reati in meno e quattrini pagati dagli italiani in meno. Ecco, diciamo sinteticamente l'opinione, diciamo, del Ministro su quella che è stata questa crisi, diciamo, legata alla Sea-Watch in questi giorni. Allora, Fabio Maggio, Salvini fa un po' il bilancio, no? Dall'anno scorso a quest'anno, dice alla fine questa politica, chiamiamola del rigore, del fermare la nave, di non farla sbarcare, ha pagato perché l'Europa alla fine, tra virgolette, si è resa disponibile, insomma 8 paesi. È così che si deve fare. Ma allora, innanzitutto chiariamo che la vicenda che in questo momento sta attraversando il ministro Salvini, che lo vede oggetto delle attenzioni della magistratura, diciamo è l'ennesimo esempio di ciò che Forza Italia ha vissuto per tanti anni, cioè un'ingerenza insopportabile della magistratura nell'ambito della politica. Su questo Forza Italia è sempre stato un partito estremamente coerente. Quindi l'ha detto anche il capogruppo alla Camera, la votazione di Forza Italia sarà trasparente e chiara. Il ministro Salvini non va processato per ciò che ha legittimamente tenuto come posizione politica. Detto questo, la soluzione che questo governo propone evidentemente ha una falla, e cioè quella per cui ogni nave diventa un'emergenza. Si decida prima o dopo che queste navi non devono nemmeno arrivare in Italia, le si fermi prima, si cominci ad adoperarsi per quelle soluzioni che uno degli ultimi governi Berlusconi aveva ben attuato, tra l'altro con un ministro che non fa più parte di quel partito, della Lega, e che però aveva ben operato come era Maroni, facendo degli accordi strategici con i paesi del Nord Africa. Non è più possibile che questa venga trattata come un'emergenza dopo che questo governo si è insediato da 8 mesi. Non possiamo ogni giorno vedere sui nostri telegiornali che una nave piena di migranti diventa un'emergenza, perché non siamo credibili. Cioè, Anna Maria Zanetti, che dice? Dico che l'immigrazione viene usata dal ministro del faccio tutto io Salvini come la solita arma di distrazione di massa di questo paese. Perché questo ministro che ci sta facendo fare delle figure barbine in Europa assieme al suo commilitone o co-premier Di Maio, invece di impostare una politica di serietà
di contatti e magari scontri con gli altri paesi d'Europa che sicuramente mancano sul tema dell'immigrazione, usa questo termine e usa questa politica di cosiddetta emergenza, laddove una nave con dei poveri 47 persone divisi fra 8 paesi è una cosa che, se non facesse ridere, farebbe, dal mio punto di vista di cittadina italiana che ha a cuore la serietà istituzionale di questo paese, davvero piangere. Allora Di Maio e Salvini non vogliono parlare di recessione, oppure buttano lì la polpetta avvelenata dell'immigrazione per distogliere questo paese e questa regione dai problemi che ha, che sono i problemi delle imprese, che sono i problemi della mancanza del lavoro, che sono i problemi di questo decreto indignità che invece comincia a dimostrare subito le sue falle, e che sono soprattutto la mancanza di una politica estera che ci renda credibili. Il fuori onda registrato del nostro Premier Conte con Angela Merkel è la prova di questa pochezza istituzionale e diplomatica italiana, e io credo che continueranno ad arrivare le navi con questi poveri derelitti. Ricordiamoci l'inchiesta che è uscita stamattina sui giornali, che fa capire come 117 persone siano affogate nel Mediterraneo perché i libici hanno fatto passare ore prima di soccorrerli, e quindi sappiamo cosa significa riportarli in Libia, sappiamo che significa consegnarli a lager nazisti, sappiamo che significa consegnarli a violenze inenarrabili. Allora è un'arma di distrazione di massa. Stamattina un rapporto internazionale dimostra che in Italia la metà dell'immigrazione è metà di immigrazione europea, cioè arrivano dai paesi europei, e ciascuno di noi lo sa, basta vedere l'immigrazione che abbiamo in casa, cioè le badanti. Sì, beh certo, però le badanti arrivano per motivi diversi e con... comunque è un'immigrazione. Sì, beh certo. È un'immigrazione. Certo. Sì, è un'immigrazione. Chiaramente, però Alain Luciani, il rischio, se non si fa così, è che sbarchi... No, mi sorprendono le parole del rappresentante di Più Europa, perché grazie al metodo Salvini c'è davvero più Europa, e quindi avrebbe dovuto invece plaudire a ciò che Salvini rappresenta e quello che sta facendo, cioè finalmente l'Europa si fa carico dei problemi degli europei, perché l'immigrazione che ha diciamo così, invaso tra virgolette il nostro paese, ma che invade poi in realtà tutto il resto dell'Europa, fino a ieri, cioè fino a quando non c'era Matteo Salvini, era ridossato tutto sulle spalle degli italiani, per cui dovevamo occuparci di salvarli, portarli nel nostro paese, rifocillarli, ospitarli, tenerceli qua per 2 anni, mantenerli, riconoscerceli. Invece oggi, grazie all'intervento puntuale e fermo del ministro Salvini, finalmente l'Europa comincia a prendere atto che c'è una situazione che non può gestire l'Italia da sola, e lo dobbiamo fare tutti assieme, e quindi finalmente, quantomeno almeno su questo tema, c'è più Europa perché c'è finalmente un Lussemburgo che criticava l'Italia pur essendo un paradiso fiscale, pur facendo fare alle multinazionali affari d'oro in Europa, che se ne fregava deliberatamente. Quando è stato ripreso e svergognato davanti all'intera Europa, adesso il Lussemburgo si è reso disponibile ad accoglierne alcuni di questi signori. Sul tema poi della vergogna, la vergogna è quello di illudere le persone di poter trovare un futuro migliore in un paese che non ha le condizioni minime per garantire una sussistenza neanche ai propri cittadini. Con i governi di centro-sinistra abbiamo visto il nostro paese impoverirsi in una maniera che non si era mai vista in Italia e che non si conosceva dal dopoguerra, perché i dati del PIL italiano, i dati del potere d'acquisto degli italiani, col governo Monti e tutti gli altri, si è ridotto al dopoguerra. Quindi dobbiamo dirci anche le cose come stanno. Ho sentito parlare di recessione, queste sono le tipiche fake news, no? Che ci siamo abituati a sentire. Semplicemente il PIL italiano nel trimestre, dati Istat, ma bisogna saperli leggere, dice che l'Italia ancora è in crescita
e nel terzo trimestre ha avuto un leggero scostamento del 0,1-0,2, ma siamo ancora in crescita. E attenzione, perché oggi stiamo raccogliendo i dati della passata finanziaria, cioè oggi raccogliamo certo, quello che hanno seminato chi è venuto prima di noi, cioè non raccontiamoci le barzellette, non possiamo dirci, è un po' come quando si diceva i cali oggi gli extracomunitari sono calati a 0, vero, però non è stato merito esclusivamente di questo governo, lo è stato anche di un ministro del passato governo che, ben capendo che il tema era importante, aveva iniziato Minniti a fare una politica che è molto simile a quella, non ovviamente ferrea come quella di Salvini, ma molto più vicina al sentimento nazionale, che era quello della gestione dell'immigrazione. Ecco, Nereo Tiso, io vorrei tornare un attimo alla questione proprio della Sea-Watch, perché mai come questa volta la posizione della nave, dell'ONG che appunto gestisce la nave e le cose, è sembrata quasi provocatoria, è possibile? Cioè questo volere, in fin dei conti potevano andare anche in altri porti, no? Potevano andare anche in altri posti, solo che noi stiamo pensando sempre a queste 47 persone. Naturalmente sappiamo... No, vede, il migrante è l'arma, sono le vittime loro, comunque... No, ma stiamo pensando ai 47 migranti, ma noi sappiamo, almeno lo leggevo sul giornale l'altro giorno, che in Italia ne sono arrivati molti di più, in altre forme. Arrivano via terra, arrivano con barchini veloci, dall'Egitto, dalla Tunisia, non solo dalla Libia, e sembra, da quello che leggevo, che siano arrivati 5.000 persone. Allora, questi chi sono? Ovviamente questi non fanno notizia, perché sono pochi, rapidi, immediati. Ci ricordiamo, penso un paio di settimane fa, in Calabria sono sbarcati, la barca si è rovesciata e le persone del paese sono andati a recuperarli, hanno arrestato i 2 scafisti, che erano 2 russi, non 2 tunisini o 2 libici. Allora, se noi vogliamo parlare adesso per settimane della Sea-Watch, parliamo per settimane della Sea-Watch, andiamo a controllarla, vediamo, abbiamo fatto un grande lavoro con l'Europa, no, ma notiamo che queste sono cose farse, sono delle farse, perché se noi andiamo a vedere poi chi si occupa degli immigrati in Europa, chi sono? No, oltre alla Francia, alla Germania, adesso anche il Lussemburgo, no, alla Spagna, ma la Polonia, per esempio, la Bulgaria, sono anch'essi la Romania, la Slovenia, l'Ungheria. No, questi qua, chi sono? Non fanno parte, no, questi mungono denari dall'Europa, sono amici del nostro governo, mungono montagne di denari dall'Europa, non prendono una persona. Allora, perché? Quindi c'è un'Europa di un certo tipo e un'Europa di un certo altro. Seconda questione, la questione della Sea-Watch che poteva andare da una parte o dall'altra. Adesso io non conosco bene le leggi del mare, ma conosco una legge che penso valga per tutti, che se una persona sta soffrendo io devo metterla in salvo, se una persona sta annegando io devo recuperarla, se questi l'hanno lanciata in mare e nessuno va a riprenderla, penso che la legge del mare sia quella di recuperarlo. Allora, il porto più vicino, se non ho capito male, era quello dell'Italia. Allora, poi mandiamolo in Spagna, è il gioco delle 3 carte, no? Giro da una parte, metto dall'altra, parlo con uno, parlo con l'altro, intanto dico una cosa, intanto la Diciotti, cioè è tutto un sistema mediatico di comunicazione che vuole far sì che la propaganda vada a coprire, no, il problema grosso dell'immigrazione, perché non si vuole risolverlo. Adesso la butto lì brutalmente, non si vuole risolvere il problema dell'immigrazione, perché il problema dell'immigrazione, diciamo dall'Africa generale, non quella europea, quella generale, quella che si muove in Europa, quella che arriverà in Europa, che arriva oggi, arrivava ieri, arriverà domani. Sì, no, però che poi da dove proviene non lo so. La migrazione è un problema complesso. No, ci sono le cause che creano l'immigrazione, poi c'è come risolvere il problema del migrante. Però è complesso, prego. Certo. Adesso, se andiamo a vedere le cause, allora se partiamo dall'Africa,
parliamo dell'Afghanistan, parliamo della Siria, cioè ci sono molteplici cause. Parliamo anche di coloro che arrivano qua, sono arrivati almeno in massa, e ci sono anche come si chiama, i migranti, quelli che hanno difficoltà perché c'è la desertificazione, hanno difficoltà di coltivare. Migranti ambientali. Esatto, quelli che arrivano qua per 1000 motivi, però questa è una situazione complicata. Allora, affrontarla in Europa non significa solamente risolvere il problema dei 47 della Sea-Watch, no, conviene risolvere il problema dei 47 della Sea-Watch da parte di Matteo Salvini e del governo. Meglio parlarne, perché poi la soluzione è una soluzione un po' raffazzonata, perché il problema qual è? Non è tanto la soluzione, ma è provocare il comandante e tutto l'equipaggio della Sea-Watch per dire voi siete questo, quindi bisogna controllarli, bisogna fare di tutto. Questo non voglio dire che siano dei santi, perché i santi non esistono. Allora, se noi vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione in questo modo, continuiamo pure così. Avremo tra qualche giorno probabilmente un'altra nave. Sicuramente. Allora, mentre nella groviera italiana dei nostri 8.000 chilometri di coste ne arrivano tutto. Altri, certo. Certamente che sì. Certo, però. Vabbè, questo il governo non può fare niente, perché se non è in grado di controllare. Ma certo che non si può controllare. Stiamo parlando di questa migrazione. Se non si fosse fermata la nave, sarebbe nato un principio. Allora la nave può sbarcare perché sono 47 e non fermiamo 47. Poi potevano essere la volta successiva 23 o 150, per il motivo per cui i primi 47 sono sbarcati, perché bloccare anche tutti gli altri. Viceversa, negando l'approdo e costringendo l'Europa a intervenire a livello decisionale di cosa fare di queste persone, si è instaurato un principio diverso. Ecco, su questo io vorrei discutere. Cosa ne pensi? Io non vedo assolutamente che principio diverso si sia instaurato in Europa. In Europa, con il discorso dell'ultima nave con i poveri 47 ragazzi che poi abbiano 17 anni e mezzo, ne abbiano 18, come dice il ministro Salvini, poco interessa. Sì. In Europa si è assistito a un mercato dei buoi, perché non voglio chiamarlo in altri termini. Perché qui l'Europa manca, qua stiamo parlando dell'Europa degli Stati, che non è quella che vuole più Europa che io rappresento. Più Europa vuol dire un organismo sovranazionale che decide di una politica immigratoria, che decide ripartendo fra le varie nazioni con il consenso di queste. Ma tu non metti d'accordo 27 Stati, perché è quello che diceva il collega del Partito Democratico. Se Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda e Italia sono d'accordo, basta che metta la manina l'Ungheria o la Slovenia e siamo al punto di partenza, non si riesce a trovare l'accordo. È per quello che serve più Europa, ma non, ripeto per l'ennesima volta, non più Europa degli Stati nazionali, perché chiunque ci mette la manina blocca tutto. L'Europa sovranazionale è solo questo elemento che ci consentirà una politica di regolamentazione dell'immigrazione, che è un fenomeno globale, come lei ha detto, professore, non solo globale ma complessissimo nei suoi elementi causali, nei suoi elementi di cause e di effetto. Allora è questo che come forze politiche italiane responsabili noi dovremmo chiedere a questo governo, non di fare 10 a te, 7 a te, no ma batte bandiera olandese, ma batterci come Stato per chiedere una più Europa che ritorni agli accordi di Dublino e riesca ad affermarli. Il mercimonio che sta facendo Salvini non rende questo servizio al nostro Paese. Non lo rende il tutto più complicato, perché non fermi così l'immigrazione, perché fra 2 giorni ci sarà una nave, come ha detto lei, con 50 persone, con 20 persone, cosa fai? Le dici di non attraccare? Ma perché la Diciotti poi non è stata fatta attraccare? Non c'erano i minori ed sono stati fatti sbarcare i minori? E sarà così ancora una volta finché
non ci renderemo conto tutti a livello continentale, e io spero davvero, se andiamo a vedere il sentimento europeo del nostro popolo italiano. Io non sono una abituata a riempirsi la bocca della parola popolo, la lascio ai sovranisti, ma se andiamo a vedere il sentimento europeo che alberga nella nostra comunità nazionale, è un sentimento largamente prevalente, al di là di quello che si può pensare, e io mi auguro che nelle prossime elezioni europee questo sentimento prevalga per andare verso questa politica fattiva e non di distrazione di massa come quella che si sta usando. Luciani è chiamato direttamente in causa in questa fase decisionale dove l'Italia è, diciamo, in qualche maniera propositiva nei confronti dell'Europa. Sì, ma lo è profondamente, cioè da leghista non posso che non essere un europeista io, attenzione, perché c'è sempre la confusione che la Lega possa essere anti-europea. La Lega è anti questa Europa, cioè per noi il fatto che ci siano delle persone che decidono senza rispettare le identità nazionali europee è inaccettabile. Il sogno massimo per la Lega è quello di un'Europa di popoli. E solo con il concetto di popolo può esserci una solidarietà diffusa e precisa. Quando invece si tenta di voler creare un'egemonia unica in Europa, quindi sterilizzando quella che è la nostra identità, le nostre identità nazionali o regionali che siano, appiattiamo il tutto e allora sì che diventa una società sterile, una società che non è assolutamente solidale, che non si cura del vicino, perché questo è il risultato delle politiche adottate fino ad oggi. Noi ci ricordiamo, gli italiani si ricordano quando fu il governo di centrosinistra a fare il blocco navale nel confronto dell'Albania, non so se ve lo siete dimenticati, non so se la sinistra italiana se l'è dimenticato, però il governo di sinistra fece un blocco navale contro quello che all'epoca fu l'emergenza dell'Albania, no? Certo, le immigrazioni arrivavano anche loro. Arrivavano sicuramente con delle navi molto simili, anzi forse molto più grandi e con molte più persone, e siamo andati avanti per anni a dirci che sarebbe stato un disastro questa situazione. Oggi gli albanesi che vennero nel nostro paese sono perfettamente integrati, parlano veneto, sono nostri concittadini, i nostri vicini di casa, ci hanno dato l'italiano, però entrando in contatto con le nostre comunità loro sono andate nelle regioni dove c'era dove c'era il lavoro, quindi la gran parte è venuta nel nord Italia. Altre migrazioni difficilmente vanno in regioni dove non c'è dove non c'era il lavoro, perché se non c'è. Il tema di oggi purtroppo, quello nazionale italiano, è che non è che all'improvviso gli italiani sono diventati dei cattivoni, è che non ci sono le condizioni minime per garantire a delle persone che si recano nel nostro paese un minimo di sussistenza, un minimo anche di opportunità di integrarsi. Questa è la vera svolta. I paesi che oggi crescono, che sono la Germania, la Francia, che stanno bene, possono dare. Oggi si dice ma la Slovenia non offre, ma la Bulgaria non. Sono paesi che come l'Italia oggi hanno degli evidenti problemi economici importanti. Stanno crescendo al doppio del nostro. Ma di certo. Stanno crescendo, cosa significa? Ma voi ci siete stati in questi paesi o parlate perché mi piace parlare? In questi paesi drenando le risorse economiche italiane che vanno a finire nelle loro casse senza accettare un immigrato in più. Quello che diciamo noi populisti della Lega è che diamo più soldi di quelli che riceviamo. Allora un'Europa dovrebbe essere qualcosa di diverso. Noi stiamo facendo la nostra parte, siamo ampiamente solidali perché stiamo aiutando metà dell'Europa con i nostri soldi, dobbiamo aiutare anche il resto del mondo, tutta l'Africa. Allora il tema vero, ed è quello che diceva e accennava prima il professor Case, è che i problemi bisogna cominciare a risolverli in Africa. Bisogna cominciare a lasciargli in tasca le loro risorse. Dobbiamo cominciare a fare una politica internazionale che sia profondamente diversa. E cominciate a farla, perché non fate questi accordi bilaterali? Perché non li mandate via questi 600.000 che avevate detto che il giorno dopo che eravate al governo li spedivate tutti in Africa? Dove sono queste azioni che avevate promesso a tutta la comunità nazionale? Sono 6 mesi che siamo al governo. Ma sono 8 mesi ormai e non ne possiamo più con questa faccenda che sono 6 mesi.
mesi, 8 mesi, 6 Va mesi. bene, 8 ci mesi. siete ormai, ci siete. Facciamo 9, allora dimostratelo che allora, ci siete. Abbiate pazienza, avete governato per 7 Lo anni. dimostrate solo con le parole e gli discorsi Scusi, di Salvini la che ci sinistra siete. ha governato per 7 anni, giusto? Voi siete stati complici per Io 7 sono più anni, Europa, complici guardi, al governo, non c'entro con complici per 7-8 anni, ok? Di aver illuso una marea di persone di venire nel nostro paese che avrebbero trovato l'Eldorado. Hanno trovato schiavitù, hanno trovato sfruttamento, hanno trovato malavita. Questo è quello che avete offerto a questi cittadini, oltre che avergli offerto 2 anni di vitto alloggio gratuito. In Veneto hanno trovato anche integrazione, dottor Luciani. In Veneto hanno trovato integrazione. In Veneto hanno trovato anche integrazione. Un po' più di lavoro rispetto ad altre regioni, non certamente grazie a voi, ma grazie ai cittadini. Noi potremmo grazie ai cittadini, grazie agli imprenditori, grazie alle amministrazioni comunali, molte delle quali voi guarda caso nelle nostre regioni governa la Lega oltretutto, quindi dov'è che hanno trovato l'integrazione? Dove c'è la Lega? Quella che sta non dicendo. di certo dove avete governato voi. Ma è una contraddizione quella che sta dicendo, capisce? No, cioè, non è una voglio dire, è che seguendo il modello Lega l'integrazione è possibile. Esattamente. E allora, ma siete voi che siete stati incapaci di farla. Noi invece siamo incapaci. Allora, abbiate pazienza. Allora, avanti, noi siamo incapaci. Voi avete dimostrato di non essere stati capaci. Lasciateci fare. Lasciateci lavorare serenamente. No, mettetevi, sì, perché questa è la realtà dei fatti. Facciamo l'opposizione. Nelle democrazie c'è l'opposizione, ma o si fa un'opposizione seria, ma se si dice che noi avremmo dovuto risolvere il problema in 9 mesi, vi do un mese in omaggio, state prendendo in giro, ma prima di tutto voi stessi, perché avete gestito questa situazione, avete fatto vincere voi la Lega al governo, l'avete mandata voi la Lega al governo, vi assumete la vostra responsabilità. Allora, se non volete stare al governo andate a casa. Se governavate bene, sareste ancora lì. Se non volete stare al governo andate a casa. Sentiamo un attimo, sentiamo anche Fabio Maggio, al quale volevo chiedere, c'è chi come dire, sostiene o comunque lancia nuovamente una proposta per cercare di regolarizzare, quindi rendere regolare l'immigrazione. È una strada, quindi di aprire dei canali legali. Ma allora, anzitutto una volta c'erano le quote, no? Ci sono tuttora le quote. Esatto. Il ministro Salvini ha firmato un decreto con qualche migliaio di quote qualche settimana fa, è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale, quindi bisogna, credo che sia necessario farsi una professione di realismo tutti insieme nel valutare questa situazione. Il fenomeno migratorio è un fenomeno che non si può fermare a cannonate, non si può fermare con i muri, non si può fermare con i blocchi navali, si può attenuare, si deve regolare, si deve governare. Bravissimo. Questo è fuori di dubbio e chi non lo sostiene, però io ho avuto una gran pazienza con tutti, vi chiedo una gentilezza, fatemi esprimere un concetto. Credo che questa sia la professione di realismo che si debba fare, a prescindere che si sia il governo o che si sia l'opposizione. Dopodiché c'è un metodo per governare questo fenomeno, è stato dimostrato negli anni che andare per singolo paese a stringere degli accordi e a portare investimenti ha funzionato. In Libia il governo Berlusconi fece 5 miliardi di euro di investimenti, in Libia 5 miliardi di euro di investimenti, gli sbarchi furono a zero. Se questo è il modo di procedere che questo governo intende perseguire, Forza Italia lo approva e lo voterà. Se continuiamo a far diventare, ripeto, ogni nave un problema, non ci siamo. Va bene il simbolo, va bene dare il messaggio all'Europa, ci siamo, l'abbiamo dato. Ora però risolviamo il problema, perché non possiamo continuare ad ignorare che serve una soluzione globale. Sì, ma anche la questione degli accordi, perdonami, è una questione esclusivamente tutta italiana, perché io che ho esperienza di alcuni paesi internazionali, ok, non serve nessun tipo di accordo, fanno una microindagine sulla persona, microindagini, ci vogliono 3 secondi, vai su Facebook, vedi la provenienza, capisci immediatamente di chi è e da dove arriva, ti caricano su un aereo, biglietto aereo pagato e ti rimandano a casa. Come quei 12, senza tanti accordi, sono sì, tutte. È tutto. Sai che non funziona, funziona esattamente così. Non funziona. Se vai negli Stati Uniti e non hai i documenti che loro ritengono che sono giusti,
fanno una microindagine dentro un ufficio. Allora, decidiamo che utilizziamo il modello australiano. Ti dispediscono a no, casa. ma allora decidiamo che il modello è quello così. australiano. Il Brasile fa bravissimo. così. Però decidiamo che il modello è quello australiano. Abbiamo il coraggio di portarlo avanti fino in fondo. In Australia le navi le fermano al confine delle acque territoriali e le lasciano lì. Se però questo governo ha il coraggio di portare avanti quella soluzione fino in fondo, la faccia. Mi sembra che in questo momento non sia né carne né pesce, perché le lasciamo arrivare a 10 metri dal porto e le lasciamo lì a picco per 10 giorni. Allora, non funziona così. Non funziona così perché non diamo una sensazione di sicurezza agli italiani. Gli diamo solo incertezza. Leggiamo questo e soprattutto messaggio. non abbiamo rispetto, perdonatemi, e questo vorrei che me lo consentiate, per la vita umana, che è un sacramento cristiano, e questo territorio vive delle radici cristiane. Scusa Maggio, allora leggiamo questo qui, questo messaggio. Un povero pensionato di 72 anni si è impiccato dopo lo sfratto perché non è riuscito a pagare l'affitto di 600 euro al mese dopo una vita di lavoro. A chi ha tanto a cuore i migranti non interessa, vergognatevi, serve più Italia agli italiani, non più Europa, che i migranti non li vuole. Questo messaggio, avevamo anche uno precedente che magari così leggiamo anche il messaggio del telespettatore precedente, vediamo, eccolo qua. La nave Sea-Watch l'Olanda non la riconosce, la Germania non la vuole, serve solo per prelevare migranti dalla Libia portati illegalmente in Italia. Nave pirata, va confiscata e smantellata. Eccolo qua, il ruolo delle ONG, delle organizzazioni non governative. Tiso, prima anche lei diceva non sono tutti santi. Non sono tutti santi, però non mi sembra ci sia ancora, anche se sia stata fatta un gran cancà attorno a queste organizzazioni non governative, che ci sia un processo, una condanna nei confronti di qualche organizzazione non governativa. Questo è un dato di fatto, cioè non è che uno si inventa. Se non ci sono delle condanne vuol dire che finora non c'è alcun colpevole. Primo punto. Secondo punto, le organizzazioni non governative, a prescindere che l'Italia o Salvini decide che non vuole più migranti, non vuole più le persone che sbarchino legalmente in Italia, diciamo così, queste funzionano ancora, lavorano ancora, perché comunque purtroppo partono dalla Libia o da qualsiasi altra parte e si trovano in mezzo al mare. Non riusciamo a non farli partire, perché nonostante si faccia della propaganda non si riesce a farli partire. Quindi l'organizzazione degli scafisti, questi personaggi, chiamiamoli così, non riusciamo a gestirla perché è un'organizzazione in questo momento troppo forte. Allora, prima si parlava di mandare addirittura, non so se abbiamo mandato in Niger un contingente di militari e la somme date alla Libia, però sappiamo che i movimenti sono costanti, sono continui, quindi l'immigrazione non si risolve, come diceva la collega prima, con la disponibilità degli Stati, perché questa è una disponibilità degli Stati, non dell'Europa. Lo Stato francese ha deciso di accollarsi tot persone, poi se uno va a vedere sa per esempio che in Italia i valdesi devono ancora riceverli, altri devono ancora riceverli. Dove sono andati a finire questi qua? Vuol dire che anche questi 47 tra qualche giorno non ci saranno più, perché non si riescono ed è un fenomeno che... Allora, è un fenomeno dove andranno? Non è una regola. Probabilmente riusciranno a trovare qualche amico, andranno verso nord, generalmente verso la Germania di solito, o ancora più a nord. Allora, io non credo che l'Italia in questo momento voglia risolvere il problema, neanche quello italiano, degli immigrati, perché non conviene, politicamente non conviene. Lo dico molto serenamente, se non ci fossero immigranti, che è la battaglia costante, giornaliera, che il governo sul quale fa politica, è evidente che se non ci fosse bisognerebbe inventarli qualche volta. Lo dico brutalmente. Vediamo anche questo messaggio del telespettatore. Non si rende conto Salvini che nessun paese amico di Salvini ha accettato di firmare l'accordo, nessun migrante andrà in quei paesi. Quello che si diceva è quello che si diceva prima. Però è anche, come dire, sintomatico il fatto che questi migranti arrivino e poi scompaiano. Mi ricordo anche il caso dei primi che non tanto tempo fa furono accolti dalla Chiesa e anche quelli nel giro di pochi giorni avevano subito fatto perdere le loro tracce. Questa dimostrazione che chi arriva comunque sa già dove vuole andare. Sì, dopo vorrei aggiungere anche un'altra cosa, se mi è concesso. Il governo ha fatto un decreto per eliminare i permessi umanitari.
Questo ha creato un danno spaventoso, perché chi aveva il permesso umanitario aveva anche la possibilità di essere protetto temporaneamente. Tra chi aveva il permesso umanitario c'era anche chi lavorava. Togliendo il permesso umanitario tolgo automaticamente anche il lavoro, perché questo qua non è più in regola e di conseguenza che cosa fa? Non ha la protezione, non ha il lavoro, non ha il permesso, quindi sulla strada. E si aumenta la clandestinità. Quindi sulla strada. E si aumenta l'insicurezza. Sono un po' ormai spaesato da questa discussione. Sono 4 anni che discutiamo di immigrazione e lo ribadisco. O troviamo una soluzione, oppure parlando di immigrazione ci dimentichiamo dell'immigrazione di 100.000 ragazzi solo l'anno scorso che se ne vanno all'estero perché questo paese non gli offre più opportunità. Vogliamo cominciare veramente a perdere il nostro tempo, a spendere il nostro tempo a parlare degli italiani, risolvendo il problema e non parlandone più dell'immigrazione, perché veramente credo che questo sia il tema che gli italiani si aspettano. Allora, avanti con la battaglia se serve per dare un segnale in Europa, ci siamo, ma risolviamo il problema, perché il vero problema ce l'abbiamo in casa e sono 100.000 ragazzi all'anno, risorse su cui lo Stato italiano investe decine, centinaia di migliaia di euro in formazione, che prendono il volo e vanno via, se ne vanno, perché l'Italia non è un paese appetibile e non gli offre alcuna garanzia per il futuro, perché se pensate che un trentenne di oggi avrà una pensione di meno di 500 euro al mese, capite che qui non è cosa. Certo. Non è un paese per giovani. No, ma scusate, poi ci sono altre responsabilità in questo meccanismo. Responsabilità dell'informazione. Allora, io vedo, se vado a contare quante ore i network impiegano per discutere sull'immigrazione, fa sì che praticamente in Italia sia l'unico problema. E invece è un problema sicuramente pesante, ma non è quello che poi invece porta a un disagio nelle scuole, a una fuga dei cervelli, a una assenza, impossibilità di assumere dei medici dentro gli ospedali. Per esempio. Per cui abbiamo una sanità che zoppica solo perché non riusciamo a organizzare qualche cosa. Ma chi? Se non se ne parla, il problema non esiste. Esatto. Cioè, c'è il problema, ma per la popolazione, per la gente, non è così urgente. E allora, quello che io mi preoccupo è che i partiti devono smettere di polemizzare e l'informazione deve limitare questo tipo di aggressione continua e mettere uno di fronte all'altro in contrasto. Che scelgano altri problemi, li propongano e poi chiamino i politici a risolverli. Ma una cosa che è importante, che è quello che noi cerchiamo di fare, è dare un tempo per la soluzione dei problemi, perché a parlarne sono capaci tutti. Poi noi ci stiamo tirando dietro dei problemi che hanno 50, 60 anni, soldi buttati e mai risolto nulla. Allora, se non riusciamo a capire questo, non riusciamo a risolvere nemmeno il problema dei migranti, perché i migranti è soltanto un innesco per una diatriba che poi è fine a se stessa, no? Aggiungo solo una cosa: se la politica italiana non è in grado di prendere una decisione sui migranti, come possiamo pretendere che la prenda sulle pensioni dei giovani, sull'istruzione, sulla politica estera? Cioè, siamo un paese che ancora non è riuscito a prendere una posizione su quello che sta succedendo in Venezuela. Sì, cioè, ci rendiamo conto? Mezzo mondo, compreso l'alleato più fedele di questo paese, che sono gli Stati Uniti, Trump, amico tra l'altro del vice premier Salvini, prende una posizione e dice che il presidente è Guaido, e noi siamo ancora lì a discutere di cosa dobbiamo fare. Anche l'Unione Europea, fatemi capire dove vogliamo andare. Non è una critica a prescindere da questo governo, ma io non riesco a capire veramente dove vuole andare questo governo ancora. Allora, se non lo capisce l'esponente di Forza Italia, che voglio dire è alleato della Lega,
Si figuri se lo capisce qualcun altro. Scusi, però Forza Italia è chiaramente all'opposizione, ma infatti il suo intervento stasera lo dimostra. Io lo sottoscrivo in tutto, ma voglio dire, voi siete obiettivamente in una posizione ambigua. Mi viene in mente il presidente Tajani, che in Europa fa l'europeista e quando viene in Italia è costretto a barcamenarsi tra un appoggio che non può mancare nei confronti di Salvini e una disapprovazione nei confronti di quello che fa il governo obiettivamente. Si barcameni, lo vede lei. Noi abbiamo una chiara posizione a livello nazionale, ma quando diceva chiara posizione a livello locale. Quando diceva il professore parlava dell'informazione a livello nazionale. Il professore parlava dell'informazione. Io sono una giornalista professionista in pensione, ma ho svolto 30 anni di attività all'interno del mondo dell'informazione, che ha le sue colpe, ma anche qua non si sa dove nasce l'uovo, se nasce prima l'uovo o la gallina. Il cortocircuito o il collegamento in Italia tra politica e informazione è sempre stato molto stretto, forse troppo stretto, sicuramente rispetto alla tradizione informativa degli altri paesi, penso ai paesi anglosassoni, ma alla stessa Francia o Germania, più legata al mondo della politica che non invece con il ruolo di osservatore, critico e di sorvegliante della democrazia che l'informazione dovrebbe avere come proprio statuto. Ma noi ci troviamo di fronte a un governo che innesta non giorno per giorno, ora per ora, nuove polemiche. Ed è chiaro che lo fa scientemente e in questo caso ancora più Salvini che non Di Maio, pur con la organizzazione mediatica terrificante che hanno entrambi questi due partiti, perché dominano l'informazione sui social e conseguentemente l'informazione televisiva, ormai spadroneggiano dappertutto in un modo impressionante. Allora lei ha perfettamente ragione, l'informazione dovrebbe correre meno dietro alle sparate, ripeto, non quotidiane, ora per ora, e alle sparate. Adesso vediamo la polemica interna ai due alleati di governo sulla TAV, sulle infrastrutture, per cui adesso cominciano l'un con l'altro armati, non è più solo un discorso di distrazione di massa sull'immigrazione, ma è anche un discorso in cui l'uno mangia la coda all'altro e la stampa ha queste boutade, ma non solo la stampa, i social, le nostre trasmissioni, siamo quasi costretti ad andare dietro. Anche alla stampa conviene. E anche alla stampa conviene, sono d'accordo. Io vorrei dire qualcosa perché sennò... Partito Democratico, io dico che anche alla stampa conviene seguire, perché naturalmente deve sopravvivere la stampa, certo. E di conseguenza parlo della carta stampata, ma non solo, e di perché ormai è in difficoltà la carta stampata più di altre informazioni, e di conseguenza io credo che ha bisogno quasi della notizia giornaliera, del nemico giornaliero da parte della Lega, che si trova. Però io non sono esperto anche la politica comunque cavalca, perché qui abbiamo tirato Migranti, lo show della tragedia, abbiamo visto ieri lo sbarco a Catania. La politica sicuramente c'erano tutti quanti, sono arrivati cavalca, tutti quanti, sono arrivati. Sicuramente cavalca, dalla Sea-Watch quando è arrivato Battisti, abbiamo visto la scenografia, insomma la sceneggiata. Però io dico una cosa sulla politica e poi lascio intervenire anche gli altri. Finora abbiamo detto, ma il professore diceva, ma insomma abbiamo una montagna di problemi, da anni che parliamo di immigrazione, cerchiamo di cambiare discorso, e anche il collega lo diceva. Ma perché vanno via 100.000 giovani dall'Italia ogni anno? Ma qual è la politica del lavoro di questo governo? Perché mi preoccupo molto. Se la politica del lavoro sono i 780 euro del reddito di cittadinanza, benissimo, vedremo cosa succederà. Il 780 euro sappiamo dovrebbero cercare il lavoro per tot giorni alla settimana, dovrebbero trovare, non rifiutare, ma il lavoro chi glielo dà? Chi lo propone il lavoro? Questa è una domanda grossissima, è un problema non da poco. Certo. Se questi devono cercare il lavoro e qualcuno deve offrirglielo e il lavoro non c'è,
E il lavoro, poi dobbiamo anche dire una cosa, tutte queste persone generalmente da uno studio fatto sono a bassa scolarizzazione, talvolta sono in inabili al lavoro. Allora noi ci troviamo veramente nel paradosso, cioè chi sono quelli che cercano? Sono i cinquantenni che hanno lasciato il lavoro, che hanno fatto lavori generici, sono i ragazzi laureati? Io non credo. Sono gente che ha bisogno. Qui apriamo una prospettiva abbastanza tragica. La scuola è in grado oggi, in una società che è cambiata totalmente, riesce a dare l'istruzione perché questo giovane possa essere inserito? No. Prego, no. Non c'è. Al momento no. E lo sappiamo che è uno dei problemi... No, fermi tutti, io sono un insegnante, adesso non diamo la colpa, sempre la solita scuola. No, ma non è la colpa alla scuola. Fa un certo tipo come sistema formativo stiamo dicendo. Sistema formativo. Allora, non di educazione. No, certo. Il professore questa domanda faceva. Noi sappiamo che ci sono aziende che ricercano figure professionali che non trovano. No, come mai? Probabilmente sono poche, perché non è che non ci siano, sono poche, e le figure professionali che generalmente cercano sono figure professionali non ad alta scolarizzazione, a media scolarizzazione, cioè vuol dire scuole professionali, tecnico-professionali, che quelle di cui abbiamo bisogno. Chi va, adesso vi dico anche chi va a frequentare queste scuole tecnico-professionali, bisogna andare a vedere i numeri e guardarli in faccia questi ragazzi. Sono generalmente figli di extracomunitari, ve lo dico serenamente, che vanno e cercano di trovare un lavoro, che poi questo qua viene offerto, perché quel lavoro che, siccome i nostri figli fanno altri tipi di lavoro, vanno a scuola, vanno all'università, hanno una preparazione generalmente medio-alta, fanno quel tipo di lavoro, solo che se ne vorrebbero di più. Questo è il problema, perché soprattutto qua nel nord-est c'è una ricerca molto importante su questo. Il discorso delle scuole tecnico-professionali deve avere un altro tipo di prospettiva rispetto a quella a cui diceva il professore. Certo. Quella a cui in Germania. Bravo, ed è quella il nostro tipo di prospettiva. Quando Calenda, come ex ministro... ma bisogna insistere su questa è la prospettiva che dobbiamo dare, questo è il tipo di potenziamento. Nel Veneto, e parlo di un Veneto governato dalla Lega, nel Veneto è questo il tentativo che si sta facendo e che in parte è riuscito rispetto alle altre regioni italiane, una capacità di dare una scuola con degli stage professionali e con una capacità di scolarizzazione tecnica che possa far incrociare la domanda tra offerta e questo è un esempio veneto che va seguito, e questo è l'esempio in prospettiva che dobbiamo dare. No, vabbè. È così. Lega più Europa. Voglio dire, abbiamo sentito tanti discorsi, eccetera, e devo dire che poi oggettivamente dove governa la Lega si governa bene. Ma si governa bene perché? Perché si è a contatto col terreno. Perché c'è anche Forza Italia con sul territorio. Sarà anche perché c'è Forza Italia. Perché siamo Veneto. Perché siamo Veneto, che non c'entra con Lega. Però i giovani vanno via anche da qua, a restare coi piedi per terra. Allora, siamo veneti. Ho sentito dire che addirittura la comunicazione sarebbe in mano a Salvini e Di Maio, come consuetudine si sa, Salvini ha appena acquistato il gruppo Mediaset e invece Di Maio ha fatto una proposta di acquisto e si è comprata tutta la RAI e magari anche la 7. No? Però sulla RAI Di Maio ci ha messo un po' di hai detto la verità, è proprio così. Si è comprato la RAI, diciamo che sono dei presenzialisti dove parlano praticamente sempre male di Di Maio e di Guarda, Salvini. mi tocca darti ragione, hanno occupato la RAI dappertutto. Hanno occupato la RAI. La gran parte, adesso non raccontiamo sempre barzellette. No, è proprio la esattamente come verità. prima, solo che c'è un qualcosa che è cambiato rispetto a una volta, che c'è finalmente un'informazione libera, che è fatta di due concetti: le TV locali, e quindi le emittenti locali, che sono libere e non devono rendere conto a nessun padrone, e poi ci sono i social network, perché prima dell'avvento di queste due vere realtà, perché c'è stata una scrematura ovviamente anche da questo punto di vista, non c'era libertà
non c'è la libertà in Italia. L'Italia, la stampa italiana è oggi al di sotto della, ci stai dando una del Madagascar come libertà di stampa. No, perché ci dobbiamo dire le cose come sono. L'unica stampa oggi libera in Italia sono le emittenti locali e i social network. Perché non c'è altra, poi ci sono anche una marea di fregnacce sui social network, su questo purtroppo lo sappiamo. Però finalmente si è cominciato a vedere anche una campagna diversa, si è cominciato anche ad avere un contatto diverso con i cittadini. Renzi tra l'altro fu uno dei primi in assoluto a utilizzare questi strumenti e continua a farlo, per cui non è che, voglio dire, Renzi abbia fatto una bella fine. No, per carità, poi quando si governa, al contrario di come pensano magari la gran parte dei partiti, si governa, si va alla grande, siamo al 40%, al 3 D a sta roba non ci credo, perché fin tanto che non vai a votare intanto non hai acquisito nulla a livello di voti, poi si va a votare, però quando si governa tendenzialmente si perde un po' di credito perché qualcuno devi sempre scontentare, su questo è senza ombra di dubbio, quindi non è che governare sia facile, è difficilissimo. Devo dire che sul discorso del reddito cittadinanza, ma chi sarà poi e secondo me il reddito cittadinanza andava regionalizzato e andava utilizzato come modello quello nostro Veneto che ricordava prima appunto la dottoressa, perché oggettivamente noi siamo stati e siamo ancora oggi un esempio, non solo potremmo essere un esempio per l'Italia, ma lo siamo anche ben visti anche dall'estero, cioè il nostro modello piace moltissimo, proprio perché c'è questo contatto completo. Direi che secondo me nel reddito di cittadinanza la possibilità dove ci sia un'azienda che ha bisogno ha bisogno di una certa professionalità, quando si diceva ma l'istituzione sarà in grado davvero di, non c'è bisogno, perché nel reddito di cittadinanza c'è l'opportunità per l'azienda in reddito di cittadinanza di formarsi direttamente la persona, e questo è un cambiamento epocale. Perché fino ad oggi cosa succedeva? Succedeva che c'era lo stage, tu andavi in un'azienda, o non ti pagavano o ti davano un rimborso spese, arrivederci e grazie. Invece con questa possibilità di dare all'azienda che davvero sta cercando la professionalità, di vedere un po' il profilo, la profilazione del giovane, può essere meno giovane, portarselo in azienda. A tempo indeterminato. Sì, ma guarda che se però un'azienda decide di scommettere su un giovane piuttosto che una persona che magari è un po' più ideale e fargli la formazione dentro l'azienda, non è che lo forma per scaricarlo, lo forma perché ha intenzione di investire su questa persona. Questo modello sarà vincente e io sinceramente non guardo invece al modello tedesco, perché il modello tedesco, credetemi, e non so se avete avuto modo di vedere qualche reportage, ma il modello tedesco è quasi simile alla schiavitù, perché chi entra nel metodo nel reddito cittadinanza tedesco è per principio sottopagato, non può mancare mai al lavoro, non può rifiutare nella maniera più assoluta, cioè non è che quel modello a me entusiasmi particolarmente, devo dire che probabilmente il modello italiano, se si riuscirà veramente a calibrarlo e farlo sul modello molto simile all'istituto professionale, quello che ricordava prima la dottoressa, della formazione fatta nelle aziende con la scuola, secondo me può essere veramente il modello di cambiamento, perché ha ragione il collega di Forza Italia quando dice abbiamo 100.000 giovani che se ne vanno, ma se ne vanno perché purtroppo oggi c'è una mancanza di prospettive. Moltissimi dei nostri giovani non vedono una luce in fondo al tunnel, vedono solo il buio. E questo dovete dargliela voi. Esatto, noi adesso stiamo iniziando a mettere giù. Sono le primissime riforme che abbiamo apportato. Quali riforme? Magari si cambierà, non saranno precise, non saranno perfette, però sanno. Io ho avuto un ragazzo che doveva trasferirsi, tutto a debito. No, a debito. Il problema delle assunzioni, che va bene, il reddito di cittadinanza, poi ci sono altre situazioni. Ci sono aziende italiane in Cina, va bene, che producono ogni anno 18 miliardi di euro di prodotti a livello cinese. Quando arrivano qua, naturalmente vengono crescono quantitativamente e qualitativamente vengono cambiati. Allora, il problema è trattenere le aziende. Certo. E trattenere le aziende vuol dire poter dare l'opportunità ai giovani non solo di lavorare, perché è triste dire vado a lavorare, di imparare ad imparare in maniera tale che un domani faccio io l'imprenditore. La scuola, io l'ho vista nella riviera del Brenta, che sono nate le prime fabbriche di scarpe.
e dai primi operai che ha fatto le fabbriche di scarpe si sono messi la loro piccola azienda artigianale, poi sono cresciute, qualcuna è andata male, ma la maggior parte sono andate bene, è diventato un fenomeno diffuso, no? Ed era una delle ricchezze che avevamo qui tra Padova e Venezia. Una delle eccellenze. Allora, il dipendente deve essere anche inquadrato in maniera tale che possa poi diventare lui stesso un artefice dell'azienda, la prima cosa. Là invece l'altro aspetto della scuola, purtroppo, è che abbiamo una scuola vecchia a livello di insegnamento. Io parlo di... Scusi? Anche gli insegnanti sono vecchi. Sì, ma adesso una marea. Gli insegnanti sono forse anziani, poco pagati, poco soddisfatti, e quindi è uno dei motivi per cui certe cose non funzionano. Ma l'alfabetizzazione digitale, troviamo un momento in cui la cultura sta cambiando radicalmente. Non è soltanto un problema del telefonino, faccio così o faccio colà, è proprio sta cambiando la forma di comunicazione. E la cosa più preoccupante è che non sappiamo il cambiamento dove ci sta portando, e quindi sarebbe importante che la scuola acquisisca questa metodica nuova e poi a sua volta la gestisca. Ecco, allora potremmo avere delle figure di giovani, perché poi questa metodica dell'intelligenza artificiale è più facile per un giovane. Io vedo i miei nipoti già a 4-5 anni già smanettano meglio di me un telefonino, no? Ecco, quindi la capacità di acquisire rapidamente, intuitivamente questa cosa è fondamentale. Allora, lei che è insegnante, vede che c'è una possibilità dello sviluppo della scuola in questa direzione, e soprattutto se la scuola può essere riorganizzata su termini nuovi. Guardi, che esista già la scuola digitale, come la chiamiamo noi. No, ma tutta sa, non escludo neanche una. No, sì, buonanotte. Già là ci sono delle sperimentazioni che vanno avanti, e quindi si va avanti per sperimentazione, non è che dall'oggi al domani si cambi. Sulla questione poi delle capacità, delle prospettive, dell'utilizzo da parte di questi strumenti, ovviamente gli studenti, là si aprirebbe un mondo assolutamente complicato che noi non conosciamo. Terza questione, se la prospettiva della scuola sia quella di cambiare radicalmente per vedere un futuro roseo, io dico che la scuola è un mastodonte con i piedi ancora, non dico di marmo, insomma, ma se li sta sgrezzando un po' alla volta. Nella scuola, dal punto di vista della progettualità, degli investimenti, uno non sa nemmeno che cosa sia, perché ogni giorno c'è un qualcosa di nuovo che si potrebbe presentare agli studenti. Devono essere formati, educati e formati. Terza questione. Qualcuno aveva inventato l'alternanza scuola-lavoro. Allora, qualche volta funzionava bene, male, molte volte funzionava bene, molte volte funzionava. Cosa vuol dire funzionava? Vuol dire che io, studente, andavo in un'azienda, in un ufficio, stavo lì 3 settimane, 4 settimane, facevo 400 ore, non solamente in azienda. Alcune aziende assumevano gli studenti, questo lo so per certo, perché io li seguivo, chiedevano di rimanere lì, noi insieme dei ragionieri, quindi quindi la parte certa, e poi chiedevano, cioè, ci telefonavano perché volevano i ragazzi. Primo, perché tante volte questi qua erano in grado di gestire dei programmi, cioè erano svegli, e anche perché erano in grado di fare. Adesso l'alternanza scuola-lavoro si è pensato bene, siccome non serviva a niente, l'avevano fatto i comunisti, la riduciamo al posto di 400 ore, 150 ore, meglio non farla. Chiaro che a volte funzionava male perché andavi in ufficio e ti facevano passare la carta, ma questo qua ci sta, insomma. Però molte volte funzionava bene. Pensate per esempio chi faceva tirocini, no? Chiamiamolo l'alternanza, nelle scuole professionali, negli istituti industriali, quando questi andavano
in fabbrica, come possiamo dire, no? A lavorare assieme a quelli che diceva lei, all'operaio specializzato. Questi erano i periti. Allora, perché andare sempre a ridurre, a tagliare anche le cose che funzionano perché penso che non funzionino? Cioè, ci sono delle cose veramente che a volte nella scuola uno si demoralizza, perché la scuola, noi abbiamo 1100 studenti, che non sono pochi, hanno svariate provenienze, soprattutto dalla provincia. Perché non farli funzionare sta roba qua? C'è una domanda veramente atroce, perché questo qua potrebbe dare l'indotto per creare anche posti di lavoro. Mi pare che le televisioni, la stampa non parlano mai. Non ne parlano. E che è più grave perché la formazione di un cittadino è la cosa fondamentale perché questa società non progredisca. Non parla nemmeno che a scuola ci sono gli immigrati che studiano con i nostri ragazzi, che sono il 30%, che sono anche quelli che sono arrivati col barcone, questo glielo posso garantire, no, che sono lì con noi. Questi cosa faranno nella vita? Posso sottoscrivere tante delle parole che ho sentito fino adesso sul modello di istruzione che vogliamo, però mi pare che manchi il punto focale, cioè l'Italia è il paese in Europa che investe il tasso più basso del suo PIL in istruzione e formazione. Certo. Credo che questo sia uno dei temi cruciali su cui qualsiasi governo e qualsiasi partito dovrebbe interrogarsi. Se noi pretendiamo di dare un futuro a questo paese e lo pretendiamo di darlo con meno del 2% del nostro PIL investito in scuola e istruzione, partiamo già con il piede sbagliato. Siamo un paese fermo in discussioni sterili che molto probabilmente ha perso il passo di grandi paesi europei e dei grandi paesi mondiali. Il futuro non è sicuramente roseo, o ci riprendiamo e ci riprendiamo nel senso di cominciare a decidere sulle questioni che ci stiamo trascinando da tempo e a decidere in fretta, oppure veramente, lo dico con grande franchezza, questo paese rimarrà una Cenerentola fin tanto che avrà le scarpe, poi quando perderà anche quelle diventerà meno di una Cenerentola. Un unico flash su quello che si diceva prima sull'informazione, perché non ho avuto modo di intervenire, però vorrei dire questo. Credo che ci stiamo focalizzando molto e troppo e ci si è focalizzati in Italia molto e troppo su chi controlli l'informazione, su chi influenza l'informazione. Io ho abbastanza rispetto per i cittadini per credere che ci può anche essere un momento di invaghimento, di innamoramento del leader di turno, però la gente poi giudica chi non prende le decisioni o chi prende le decisioni sbagliate. Prima o poi il giudizio del popolo arriva. Mi auguro, e auguro a questo governo, di non subire un giudizio duro quanto il consenso che sta prendendo ora, perché più è alto il consenso più forte è il tonfo, quindi è molto importante portare avanti con coerenza quello che si è promesso. Lo dico agli amici della Lega con grande onestà, perché abbiamo fatto una campagna elettorale politica insieme da alleati, portando avanti un programma chiaro che Forza Italia continua a sostenere e in cui crede profondamente. Le prime avvisaglie di questo governo sicuramente non vanno esattamente in quella direzione. L'appello è quello di proporre quello che questo territorio chiede, e lo diceva prima bene il professore, dobbiamo trattenere le imprese qui, ma come volete che trattenere un'impresa qui se paga il 65% di tasse e continuiamo a spendere 9 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza invece che abbassare le tasse alle imprese? Ma vi pare possibile che un paese investa 9 miliardi di euro sul reddito di cittadinanza e non sul taglio del cuneo fiscale per aumentare gli stipendi ai giovani sottopagati di questo paese? Ma vi pare possibile? Il reddito di cittadinanza è il lavoro, ragazzi. Perdonami, allora, normalmente chi parla male del reddito di cittadinanza è perché non si è mai trovato nelle condizioni di averne bisogno di un reddito di cittadinanza. No, ti garantisco, te lo dico con grande rispetto. Ti garantisco che arrivo da una famiglia il reddito di modesta e mi sono sempre guadagnato il pane. Allora, il reddito di cittadinanza è una manovra che è presente in tutti i paesi civili che prima hai citato, Francia, Germania, cioè tutti i paesi normali hanno una sorta di reddito di cittadinanza, cioè un aiuto, chiamiamolo così, per chi non ha la possibilità economica di pagare neanche un caffè al bar, perché di questo stiamo parlando. C'è stato un aumento della povertà enorme in Italia. Ciò che all'Italia oggi manca dal punto di vista economico è il consumo interno. Allora, tutte queste cose che ci siamo detti, dare più soldi alla scuola, dare più soldi alle aziende, tagliare le tasse, far restare qua i giovani, passa tutto attraverso il lavoro. Se non c'è il lavoro,
se non c'è il lavoro, non c'è niente di tutto ciò che ci siamo parlati, non c'è la sanità, non c'è nulla, non c'è niente di tutto quello che noi oggi abbiamo senza che non sia frutto del nostro lavoro. L'export italiano va alla grande, alla grandissima, non c'è mai stato un export così. Sarà stato per la bravura dei nostri imprenditori, sarà stata la bravura dei governi passati, non lo so. Sta di fatto che il nostro paese, dal punto di vista dell'export, non ha nessun tipo di problema. Abbiamo superato il Regno Unito, stiamo galoppando alla grande. Qual è il problema dell'Italia? La domanda interna, i consumi interni. Come si fa a far consumare di più gli italiani? Dandogli il reddito di cittadinanza. Mi sembra una formula matematica perché perfetta. il lavoro non lo fai con decreto legge. Non crei il lavoro con il decreto legge. Te lo dico. Il lavoro lo crei se metti in mano i soldi alle persone e chi più dei poveri, ok? Ma per carità. Spende i soldi perché per necessità. È clochard che dorme. Sapete che per ogni euro messo, sapete quanto genera un euro investito dato in mano a una persona dal punto di vista economico? Vedremo. Da 1 si trasformano in 7 euro. Significa che se noi investiamo in consumi interni 5 miliardi di euro, questi 5 miliardi potenzialmente potrebbero diventare 7 volte tanto. Vabbè, questi e non lo dico io, lo dice l'economia mondiale, perché è da sempre che è così. Questi sono bla bla bla. Abbiamo fatto un qualcosa di diverso, perché nel passato i 5 miliardi, c'erano i 10 miliardi di cittadinanza, non è che non li hanno spesi loro, ma li hanno dati a Montepaschi, alle aziende, siamo andati a dirci le robe come sono. Quei signori lì, quelle grandi multinazionali, quei grandi piaceroni che abbiamo fatto alle banche, pensate che hanno tenuto i soldi in Italia? Li hanno portati all'estero e li hanno investiti dove c'è sicuramente maggior rendita, perché ormai gli interessi in Italia ormai i soldi te li regalano perché non valgono più niente, li ha portati in paesi dove sono più redditizi. Allora siccome i soldi non spariscono ma semplicemente cambiano posto, abbiamo rimesso un pochettino di soldi nelle mani degli italiani, dando una mano all'azienda, perché se un'azienda è seria e vuole davvero assumere una persona, investe sulla persona, riesce ad avere anche un bel contributo di 780 euro, ok? Quindi dai dignità anche allo stagista, gli dai dignità allo stagista invece che tenerlo a reddito zero. Okay, l'azienda ne fruisce il vantaggio e le cose sicuramente funzionano meglio, perché quei 5 miliardi che sono per beni di prima necessità verranno spesi nel casolino sotto casa, verranno spesi per pagarsi una bolletta, verranno spesi nel territorio, a casa nostra, non verranno messi dentro una banca che chissà dove vanno a finire questi soldi. E la domanda interna la fai, e guarda che anche Renzi ha usato questo metodo. Quando ha messo 80 euro nelle buste paga, guarda caso il PIL è aumentato un pochettino. Spero vivamente che sia come dice esattamente tutti ci auguriamo vedere quante saranno le domande tutti ci fatte in Veneto e quante quelle quelle fatte in altre regioni. Sappiamo già che sono tutte. Perdonami, prima in Veneto non arrivava niente, anzi solo davamo. Se per una volta qualcosina arriva anche in Veneto, penso che non sia brutto. Tramite reddito di cittadinanza. Insomma, non è che non ci sono poveri. Spererei che arrivasse il residuo fiscale dell'autonomia. Quello lo speriamo tutti, lo sperano 97% dei veneti, che questi 21 miliardi di residuo fiscale ha detto che non firmerà mai. Ma non arriverà mai il residuo fiscale. No, anche perché il 15 febbraio devono riaprire tutta la partita dell'autonomia. Il 15 febbraio il presidente Conte convoca i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Emilia per riaprire tutta la questione dell'autonomia. Sono parole. Le parole che ci ha detto Luciani, le parole dell'amico di Forza Italia che parla di autonomia, sono queste, ripeto, armi, piccole o grandi armi di distrazione di massa per l'autonomia. Il Veneto, l'autonomia non la riceverà mai nei termini in cui dite voi, perché questo porterebbe alla secessione del paese e non ce lo possiamo permettere. E voi, e la ministra Stefani, e il presidente
Presidente Conte, per e più Salvini Europa lo o per sta più Africa? benissimo, lo sta il Veneto è benissimo. Europa. Caspita, il Veneto Lei ha a cuore il Veneto e la sua regione. Il Veneto è Europa. Non si preoccupi Il delle Veneto fantasiose è Europa. idee No, secessioniste che solo il governatore di Reggio della Calabria. Io sono una cittadina, io sono una cittadina veneta e italiana e voglio tenere insieme questo paese. Che il Veneto, perché noi veneti Ma stiamo non andando alla grande. Occupazione che va alla grande, economia che cresce alla grande. Lei vedrà che il 15 di febbraio verrà rinviato tutto. Staremo a vedere. Segniamocelo in calendario. L'ho detto anche a questa trasmissione. Signori, è la madre delle battaglie. Se non arriva l'autonomia, io dico arrivederci, grazie. Signori, dobbiamo fermarci. Dobbiamo fermarci. Solo una battuta: l'autonomia al Veneto l'aveva data, concessa, il sottosegretario Bressa. Sì? Bressa, cioè la discussione e la prima firma sottosegretario Bressa, Partito Democratico. Adesso con il Movimento 5 Stelle silenzio totale. Ma per forza il Movimento 5 Stelle ha la sua base nel Sud, e il Sud non vuole vuole l'autonomia perché vuol dire secessione, e allora queste cose vere bisogna dirle alle persone senza prenderle in giro. La riforma fatta da voi adesso è diventata bene. No, io per più Europa non c'entro niente con voi. Riprenderemo l'argomento a breve sia sull'autonomia sia sulla scuola, perché la scuola è una delle cose fondamentali per l'Italia. Quella fondamentale. Certo. Grazie ad Anna Maria Zanetti, grazie a voi. Grazie a Nereo Tiso, grazie a Fabio Maggio, grazie ad Alain Luciani, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Ma la settimana prossima parliamo ancora di migranti? No, a meno che non ci sia qualche nave che affonda, insomma. No. Allora, la settimana prossima parliamo di Antoci. Antoci è un personaggio, giornalista peraltro, che era presidente del Parco dei Nebrodi, che ha scoperto che la mafia si è appropriata, sempre per parlare d'Europa, della modica cifra di 5 miliardi di euro, truccando quelle che erano i pascoli, l'allevamento del bestiame, eccetera. Ha avuto un attentato e è stato poi destituito dal nuovo presidente della regione, quindi non neanche i meriti funzionano, prima del tempo, perché è cambiato il consiglio regionale di con le nuove elezioni, quindi l'hanno defenestrato. Lui ha scritto un libro e parleremo del libro di Antoci, questo tra le tante cose. Poi parliamo dei profughi del 68, perché abbiamo un esodo dall'Italia di tante persone che stanno all'estero, si sono, poverette, rifatti una vita, però qui hanno lasciato dei piccoli disastri e quindi faremo un elenco breve, ma conciso, ma esauriente, di questi personaggi che se ne sono andati e ci hanno lasciato nelle peste. Poi parliamo del tram di Padova, che è una delle cose più interessanti. Il mio dubbio è dove lo faranno passare, ma in qualche maniera passerà. No? E l'ultimo poi il ricorso la memoria delle foibe, perché comunque da qualunque parte succedono queste cose bisogna ricordarlo, perché la cattiveria supera ogni livello in certi momenti. Ecco. Bene. Alla prossima venerdì, grazie a tutti i nostri ospiti e speriamo di vederci a presto. Ci rivedremo presto. Buonanotte a tutti i telespettatori, alla prossima.